tempi, vi ha detto adesso vi ho fatto sentire un assaggino, ma il ballo potrebbe essere molto... Beh, intanto è molto più faticoso, no? È naturale. Insomma. Quale è più faticoso? Balli di piazza. Suonare in piazza. Devi stare lì anche 3/4 d'ora con un ballo, non sto scherzando. Perché non si muovono da lì sino a che quelli bevono e ballano. E poi appunto c'è questo discorso insomma, della durata, no? Chiaramente i balli per i gruppi folcloristici hanno delle durate. I gruppi folk durano al massimo 6-7 minuti, 8, esagerando anche. L'altra cosa che invece poi parliamo meglio di questo più avanti, che complica, è che però diciamo suonare per la piazza in passato, oggi è un po' diverso, significava padroneggiare, saper fare un ballo molto lungo, ma padroneggiare fondamentalmente il ballo, i 2-3 balli presenti in quel paese. Un suonatore che accompagna i gruppi folcloristici deve avere padronanza di diversi balli, che quindi richiede tutto un altro percorso di formazione. Ma oggi ce l'hanno quasi tutti. È una competenza, sì, oggi è così. Bene, un'altra questione che volevo affrontare, io ho parlato un po' dell'origine di questi due strumenti, dicendo che hanno in parte un'origine comune, però non sono lo stesso strumento, insomma, per cui vorrei entrare un po' su questioni organologiche. L'organologia è la branca della musicologia, o se vogliamo la disciplina che studia nello specifico gli strumenti musicali, per cui insomma parlare un po' di come sono fatti, di come funzionano e così via. Allora, intanto probabilmente sapete che esiste un sistema, che gli strumenti musicali nel mondo sono tantissimi ovviamente, alcuni molto diffusi forse in tutto il mondo, altri caratteristici di aree più specifiche, e che è stato ideato ormai diversi anni fa, nel 1914, un sistema di classificazione degli strumenti musicali che in qualche modo cerca di mettere in ordine questa enorme varietà di migliaia di strumenti in alcune categorie, e come primo principio per classificare gli strumenti è stato scelto quello della modalità di produzione del suono, cioè come il suono viene prodotto. Sulla base di questo parametro vengono classificati gli strumenti. Entrambi questi strumenti rientrano nella categoria degli aerofoni, cioè sono tutti quegli strumenti che producono del suono grazie alla vibrazione dell'aria. Le altre 5 categorie sono quelle dei membranofoni, a cui appartengono i tamburi, per capirci, tutti quegli strumenti in cui il suono è prodotto da una membrana che viene tesa su un telaio e percossa. Quindi la pelle dei tamburi. I cordofoni, tutti quegli strumenti in cui appunto il suono è prodotto da una corda che viene pizzicata, percossa e messa in vibrazione. Poi esistono gli idiofoni, quegli strumenti in cui è tutto lo strumento a vibrare, in cui non possiamo identificare una parte che vibra e una parte no. Per capirci, in una chitarra che è un cordofono, la corda vibra e la cassa invece, il suono che sentiamo non è prodotto dalla cassa che vibra. In una campana, per esempio, in un triangolo, è tutto lo strumento che vibra. Ecco, questi strumenti sono gli idiofoni. Poi in tempi più recenti è stata aggiunta la classe degli elettrofoni, insomma gli strumenti che producono il suono attraverso circuiti elettrici e così via. Entrambi questi strumenti sono aerofoni, quindi producono il suono grazie all'aria. Questa è una cosa molto importante perché spesso si fa confusione su questo, perché per esempio nella fisarmonica si vede una tastiera che è simile alla tastiera del pianoforte. Quindi uno potrebbe dire sono entrambi strumenti che hanno una tastiera. In realtà la fisarmonica e il pianoforte sono due strumenti molto diversi. Il pianoforte a sua volta è uno strumento strano perché anche se non le si vede è un cordofono, perché in realtà non è un cordofono come la chitarra in cui il musicista agisce direttamente sulle corde e le corde sono visibili, ma sapete bene che dentro la cassa del pianoforte ci sono delle corde tese e quando il pianista pigia il dito su un tasto, quel tasto attiva un martelletto e il martelletto percuote la corda, quindi mentre il pianoforte appunto è un cordofono percosso, la chitarra è un cordofono pizzicato perché invece il chitarrista pizzica la corda. Quindi il pianoforte è un cordofono anche se ha la tastiera, la fisarmonica ha anch'essa una tastiera simile con i tasti bianchi e neri disposti allo stesso modo, però è un aerofono, perché appunto il principio che genera il suono è proprio l'aria. Come vedete Massimo aziona un mantice, no? questa parte dello strumento che si apre e si chiude, che serve proprio per convogliare l'aria. Verso delle ance libere. Le ance sono delle linguette, cioè dentro lo strumento da una parte e dall'altra ci sono una serie di linguette, una, in realtà 2 per ogni tasto. I tasti comandano delle valvole, quindi io azionando il mantice dirigo l'aria. Col tasto apro la valvola e quindi decido dove l'aria deve passare e attraverso quel condotto l'aria va a far vibrare questa linguetta, esattamente come quello che succede nelle launeddas, no? Perché nelle launeddas ci sono delle linguette che stanno infisse nel cannellino che viene messo in bocca, cioè questa capizzina.
Quindi, nonostante siano molto diversi, appunto, dal punto di vista della classificazione organologica, la fisarmonica e l'organetto sono più vicini alle launeddas, perché sono entrambi aerofoni, che non al pianoforte. Quindi il principio appunto è questo meccanismo meccanico dell'aria che viene convogliata, delle valvole che vengono azionate con i tasti e delle ance che vibrano. La differenza fra i due strumenti, a parte quella che è evidente, di dimensione, del fatto che la fisarmonica ha una tastiera, almeno per la mano destra, composta da tasti bianchi e neri come nel pianoforte, invece l'organetto, come vedete qui, ha dei bottoni. In realtà la differenza più importante è che l'organetto è uno strumento bitonico, che lo rende per certi versi molto più complesso. Ovvero, quando noi premiamo un tasto dell'organetto, se io apro il mantice sento un suono, se io lo chiudo ne sento un altro. Vedete che Massimo non ha mosso il dito, insomma, sullo stesso tasto noi abbiamo due suoni diversi. Questo non esiste nella fisarmonica. La fisarmonica, se io premo il tasto del Do, sia che stia aprendo il mantice sia che lo stia chiudendo, il suono è identico. Qual è il livello di complessità che si introduce nell'organetto? Il fatto che in ogni momento il suonatore non deve solo pensare devo premere questo tasto, ma deve anche pensare lo devo premere e nel contempo devo aprire il mantice e non chiuderlo perché sennò otterrei un suono diverso. Questo genera una differenza nella tecnica esecutiva che da questo momento in poi potrete osservare, cioè mentre nella fisarmonica il movimento del mantice è molto più rilassato, cioè lo scopo del movimento della fisarmonica è semplicemente fare in modo aprire e chiudere in maniera indifferente per convogliare l'aria. Nell'organetto il movimento è molto più controllato, soprattutto in alcuni balli, poi lo vedremo, il movimento è molto raffinato. Voi vedete ci sono dei passaggi molto rapidi in cui Massimo è costretto a aprire e chiudere in maniera rapidissima il mantice proprio perché appunto l'unico modo per eseguire quella melodia è eseguire questo movimento. Quindi c'è una tecnica esecutiva insomma notevolmente diversa, per questo vi dicevo che non sono tantissimi, insomma esistono, ma non tutti i suonatori di fisarmonica automaticamente sanno suonare l'organetto e viceversa. Sto parlando da un sacco, abbiamo sentito la fisarmonica ma non ancora l'organetto, invece l'abbiamo descritto e allora lo sentiamo. Sentiamo un dillu, che è un ballo del centro Sardegna, che viene di solito eseguito con l'organetto e in cui è possibile osservare questo movimento di mantice. Dunque, avete sentito che molto spesso uso il plurale, parlo di musica della Sardegna, parlo di balli, perché di fatto è così, insomma, la Sardegna ha questa gran bella caratteristica, no? Qualcuno ha detto che la Sardegna è quasi un continente, che tutte direi le pratiche culturali, insomma, non esiste
tutte le pratiche culturali e la musica che è specchio delle pratiche culturali, anche se così, non esiste in Sardegna una musica pansarda, no? Un'unica musica diffusa in tutta la Sardegna, in tutta l'isola, ma abbiamo diverse aree culturali in cui sono diffuse delle pratiche, ripeto, vale per le musiche ma per tanto altro. E addirittura molto spesso queste pratiche sono talmente ridotte che si limitano al singolo paese, magari paese di poche centinaia di abitanti, per cui insomma parlo di cose che tutti sappiamo, per cui ogni paese in Sardegna orgogliosamente si distingue da quello a fianco per le fogge dell'abbigliamento tradizionale, per qualche tratto linguistico, per qualche modo di pronunciare una parola, per il modo in cui si fa il pane, per il modo in cui si fa la festa e molto spesso per il modo in cui si balla e molto spesso anche per la musica. E quindi insomma, di fatto non abbiamo una musica diffusa e presente in tutta l'isola, tutte le musiche sarde riguardano un'area specifica. In realtà il discorso interessante è che queste aree possono essere più o meno vaste. Allora, rimanendo nei balli, ci sono dei balli che sono, mentre il discorso dei passi dei ballerini è un po' più complesso, per i balli sicuramente noi abbiamo dei balli che riguardano delle aree più vasti, insomma, che hanno un'appartenenza reale. Il ballo campidanese che prima Massimo ha suonato, no, a caso si chiama campidanese, insomma, Massimo potrebbe suonare quel ballo da San Giovanni Suergio a Villa Simius e da Teulada andando verso nord, non so perché già nel Ristanese è una fascia ambigua, sicuramente da Marmilla alla 300 Marmilla, potrebbe suonare quel ballo e le persone di tutti questi paesi potrebbero ballare, quindi diciamo è un ballo di tipo areale che riguarda un'area molto vasta. Esistono poi dei casi in cui queste aree sono ristrette e si limitano a un singolo paese. Esistono dei balli che vengono accompagnati per fisarmonica e organetto che sono proprio caratteristici di un solo paese. Chiaramente i paesani di quel paese si vantano tantissimo di questo loro ballo. Tutti gli strumentisti di questi paesi li sanno suonare e molto spesso gli attuali suonatori di fisarmonica e organetto, che come vi dicevo prima non sono più i vecchi suonatori non professionisti che sanno fare con l'organetto magari vecchio e scordato solo il ballo del loro paese, ma sono dei professionisti che hanno padronanza di gran parte del repertorio dei balli dell'isola, che è molto vasto, quindi molto spesso anche i suonatori non di quei paesi lo sanno suonare. Allora, per farvi sentire questa cosa, vi abbiamo parlato adesso del ballo campidanese, abbiamo scelto con Massimo invece uno di questi balli che è molto ristretto, che è Sarosciato, un ballo tipico di San Mugheo, insomma, di cui gli abitanti di San Mugheo appunto sono molto orgogliosi, e che si balla, e gelosi ovviamente, che si balla con questa musica e con i relativi passi solo nel paese di San Mugheo. Riprendo un attimo una questione di cui vi accennavo prima, che è quella della diffusione e dell'uso di questi strumenti.
per citare di questa fonte di cui vi parlavo, sapete che molto degli studi antropologici, o prima di quelli che vengono chiamati delle tradizioni popolari, della demologia della Sardegna, si basano sui tanti libri che i viaggiatori a partire dal 1700, viaggiatori non sardi che sono stati in Sardegna, sulle informazioni che loro ci hanno lasciato. Insomma, tutti sappiamo di questa moda che nasce nel Settecento del Grand Tour europeo, per cui tutti gli intellettuali mandavano i figli a girare l'Europa perché era il modo per conoscere il mondo, e tanti di questi venivano in Italia. E questa tradizione del viaggio e poi del diario di viaggio, del romanzo che deriva dall'esperienza di viaggio, inizia nel Settecento ma si porta avanti sino al Novecento. E sono tanti viaggiatori che sono stati qui in Sardegna a partire dalla seconda metà del Settecento. Molti di questi hanno scritto, e molti di questi scritti sono stati tradotti e circolano, e chiaramente riportano informazioni sugli usi, sui costumi della Sardegna. Sono sempre fonti molto delicate perché vanno prese con le pinze, perché insomma questi viaggiatori chiaramente non erano antropologici, erano intrisi di etnocentrismo culturale, per cui tutto ciò che vedeva rapportato alla loro esperienza. Spesso ci sono anche degli studi molto interessanti in cui si sa che so che alcuni scrittori, per fare un bel racconto di tutta la Sardegna, magari loro hanno viaggiato solo nel nord, e per raccontare del sud rubavano informazioni da libri precedenti, per cui descrivono feste in cui non sono mai stati, oppure a volte sono stati scoperti proprio per i periodi di permanenza. Insomma, qualcuno che non è mai stato a maggio a Cagliari eppure descriveva la festa del Sant'Efisio nel suo libro, e così via. Quindi insomma, sono sempre fonti molto delicate per questi pregiudizi, perché sono fonti indirette e così via, però sono spesso preziose e comunque curiose. Tra questi tanti viaggiatori, ce ne sono alcuni più famosi, c'è un certo Charles Edwards, che è un inglese. Non era un grande letterato. Tra i suoi scritti ci sono soprattutto resoconti di viaggi o diari di viaggio, insomma anche quello era un filone letterario. E comunque il signor Edwards fa un viaggio in Sardegna nel 1888, e subito nell'anno dopo scrive un libro che chiama appunto La Sardegna e i Sardi, che è stato ripubblicato da queste edizioni della Elissa. Tra l'altro, probabilmente sapete, questi sono i libri che poi la regione ha acquistato e sono disponibili gratuitamente sul sito, questo grande archivio che è Sardinia Digital Library, no? Questo grande sito che ha fatto la regione, dove c'è un sacco di materiale interessante, e quindi lo trovate anche lì. E c'è un passo molto, molto breve che volevo leggersi, se riesco a tenere il libro e il microfono assieme. Dice: così si svolse il ballo sardo in quel pomeriggio di Pentecoste a San Vito, e non so per quale particolare ragione finì per essere perfino più noioso. Nessun ballerino lasciò il cerchio per spostarsi al centro, fare un compassato passo solo tenendo le mani sollevate, e quindi tornarsene al suo posto. Non di rado questa variante allevia il tedio dei consueti cerimoniali. Il ballotondo si trascina in modo fiacco per alcune ore, dopodiché ne ebbe abbastanza. Di sera i giovani di San Vito trincarono abbondantemente dell'ottimo vino di Ogliastra, e fino alle 2 del mattino confortarono i loro animi turbati con launeddas e fisarmonica, girando per le strade del paese e ripetendo canzoni più tristi dell'ululato di un cane, che avrebbe costretto l'infelice ascoltatore ad elencare la lista dei propri peccati e farne penitenza vestito di sacco e col capo cosparso di cenere. Poi c'è un altro capoverso che non parla di musica, ma che è divertente, perché dice: forse qualcuno pensa che i sardi siano ubriaconi. In verità non lo sono. Usano bere vino generosamente, e l'espressione dei loro volti rugosi si rilassa come non mai sotto il suo effetto. E questa insomma è la descrizione di Edwards del ballo di San Vito. Quindi siamo nel Sarrabus, nel sud della Sardegna. È interessante secondo me per tanti aspetti. Intanto a me colpisce questa sua noia, no? Che un po' io ricollego al discorso che facevo prima, no? È la noia in qualche modo di vedere la gente che balla, cioè qualcosa pensata o nata, se vogliamo, non per essere guardata. Insomma, il ballo in Sardegna era nato per essere fatto. La gente nei paesi normalmente non andava a guardare il ballo sardo, andava a fare il ballo sardo. Quindi insomma questo turista esterno che sta lì mentre tutti ballano forse non si diverte perché lui non è all'interno, insomma, del ballo. Chiaramente, come dicevo prima, manca completamente di relativismo culturale. Insomma, immagino che a lui annoiava quella musica come agli abitanti di San Vito avrebbe annoiato la musica che lui ascoltava, molto probabilmente. La cosa più interessante è proprio questa invece della diffusione, perché, come vi dicevo, Edwards sta in Sardegna nel 1888, e da quello che sappiamo questi strumenti vengono brevettati in Italia nel 1863. Quindi a distanza di 25 anni
dalla sua invenzione, se vogliamo, dalla sua produzione industriale almeno, artigianale, ma insomma la sua produzione e diffusione. Questo strumento è già presente in Sardegna, lui lo chiama fisarmonica, poi c'è da vedere cosa ha scritto lui, come è stato tradotto, potrebbe molto più credibile che fosse un organetto, perché questo strumento si diffonde prima. Però quello che è interessante, insomma, che a 25 anni dalla sua diffusione, questo strumento è già in Sardegna. E, cosa ancora più interessante, è in Sardegna, in un posto periferico, come poteva essere, insomma, ancora oggi arrivare al Sarrabus è una cosa tremenda, immagino cosa potesse essere alla fine dell'Ottocento, quindi è in Sardegna, in una zona periferica, e all'interno di un contesto festivo e sicuramente popolare, che è una cosa molto interessante, perché noi molto spesso abbiamo fonti più vecchie che ci raccontano un atto notarile in cui c'è un nobile della borghesia spagnola del Settecento che muore e tra i suoi lasciti troviamo un clavicembalo. Ecco, ovviamente quella fonte non ci sta dicendo che il clavicembalo fosse diffuso in Sardegna a livello popolare. C'era un clavicembalo, ma era all'interno della ristretta elite della nobiltà spagnola. Invece, come dire, questo strumento è senza dubbio utilizzato da dei giovani che non sono musicisti professionisti nell'ambito di una festa, che usano la notte per andare a divertirsi, a cantare probabilmente serenate e a stare assieme. Insomma, un uso assolutamente in ambito popolare, a soli poco più di 20 anni dalla sua diffusione. Poi, ripeto, non sappiamo se si trattasse esattamente di fisarmonica o di organetto, quest'uso dello strumento affiancato alle launedas, quest'uso sia nel ballo che per accompagnare la voce, insomma, è evidente che poco dopo la sua nascita, la sua diffusione, questo strumento è già in Sardegna, diffuso in ambito popolare e con le funzioni che ancora oggi ha, quello di accompagnare il ballo, quello di accompagnare la voce, quello di essere presente nella festa, quello di essere utilizzato in contesti di tradizione orale e così via. Quindi, nonostante insomma questi brutti toni dell'ululato del cane di Widors, in realtà per me questa fonte è molto 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 interessante. E visto che siamo nel sud della Sardegna con Savito, stiamo in Campidano e sentiamo un altro ballo con la fisarmonica. Un altro studio, in realtà non ho mai lavorato in maniera sistematica sui balli, però un altro studio interessante è quello dei nomi dei balli. Abbiamo alcuni balli che hanno un riferimento alla località, insomma, quando si parla di ballo campidanese, di ballo logudorese, di ballo mammoiadino, quindi a fianco alla parola ballo danza c'è un luogo che può essere un'area geografica, un paese e così via. Abbiamo altri balli in cui il nome si riferisce a aspetti coreografici o della coreografia generale, ad esempio ballo dunduno, che si dice il modo in cui viene ballato, o del passo, passedresi, quindi non dell'elemento coreografico generale, ma del singolo, passedresi, passedusu, o altri casi ancora, quello che ci fa sentire massimo è il ballo dei smuccadoris, no? La presenza di questi fazzoletti, lo sappiamo dalle fonti, ma del fatto che viene ballato ancora oggi, appunto i ballerini si tenevano tra di loro non a diretto contatto mano con mano, ma attraverso l'utilizzo dei fazzoletti, e quindi questo aspetto che riguarda in qualche modo il modo in cui viene ballato caratterizza il nome del ballo. È un ballo molto diffuso nel Campidano che viene suonato con la fisarmonica.
stiamo sul discorso della diffusione, perché chiaramente vi ho detto che questi strumenti non sono nati in Sardegna e non sono diffusi oggi solo in Sardegna, sono anzi ampiamente diffusi in gran parte dell'Europa, insomma, dalla Spagna all'est europeo, dal sud Italia alla Norvegia, alla Svezia, sì, cioè tutto il blocco europeo sono molto diffusi, con tante varianti e così via. E poi attraverso la migrazione europea negli Stati Uniti, nel Canada, tantissimo, insomma, sono strumenti veramente molto, molto importanti e molto presenti. Esiste però, a fronte di questa ampia diffusione, insomma, questo strumento, qualcuno potrebbe snobbare, non è nato in Sardegna, è arrivato da poco, non c'è solo qui e così via. In realtà abbiamo visto che il repertorio è fondamentale, ma poi soprattutto la cosa molto interessante è che esiste assolutamente uno stile sardo di suonare la fisarmonica e l'organetto, esiste un modo sardo di suonare questi strumenti. Dove sta la specificità sarda? In primo luogo nel repertorio, insomma, l'abbiamo detto varie volte, con questi strumenti si suonano i balli sardi, quelli che vengono ballati qui in Sardegna. Un altro tratto che non è esclusivo della Sardegna, ma sicuramente caratterizzante, è il grande virtuosismo. Se voi confrontate lo stile di Massimo, il modo di suonare di Massimo rispetto anche alle danze del Sud Italia, in realtà c'è proprio un virtuosismo tecnico, cioè una necessità di velocità di dita, di sincronizzazione dei movimenti che insomma è molto difficile suonare i balli sardi rispetto a molti altri repertori. Assolutamente, sì. Altri aspetti che non sono strettamente musicali, per esempio l'immobilità del suonatore, insomma oggi Massimo suona seduto, come di solito si suonano questi strumenti, in alcuni casi vengono suonati in piedi, però un po' come tutti i repertori sardi, insomma, quando i sardi fanno musica lo fanno in maniera pubblica su un palco, sono sempre molto seri, austeri, quasi immobili. Se voi pensate ai poeti improvvisatori, ai cantatori sa chitarra, insomma in Sardegna la musica si vive in questo modo qui, è una cosa seria, bisogna stare composti sul palco e così via. Un altro tratto invece molto caratterizzante è il grande uso del mantice, come vi dicevo prima, soprattutto dell'organetto. Il mantice aprire e chiudere non è un caso, ma è fondamentale per produrre una certa melodia, ma la caratteristica, quindi un ampio utilizzo del mantice legato alla complessità del repertorio, ma il fatto che in realtà il mantice non viene mai aperto tanto. È stata fatta più volte questa prova e lo si racconta sempre, che sarebbe, se io vi mettessi un video di un suonatore sardo e magari di un suonatore del Sud Italia, non so, di saltarelli o di pizziche e così via, e mettessi i video in muto senza far sentire l'audio, voi tutti riconoscereste in un secondo il suonatore sardo, per tanti aspetti, ma soprattutto per questo discorso dell'apertura del mantice. Insomma, chi accompagna le pizziche, le saltarelle, le tarantelle, apre l'organetto completamente. Questo è impensabile nella musica sarda. Se vedete Massimo, che sono movimenti molto controllati, molto calibrati e molto piccoli. Ecco, questo è un altro attratto che riguarda lo stile esecutivo, la tecnica sarda. Sì, anche perché non lo puoi vibrare, voglio dire, se hai l'organetto qui non lo puoi vibrare, capito? Il mantice aperto così non puoi, mentre invece se ce l'hai qui, ce l'hai. Sì, c'è sicuramente un'esigenza tecnica, insomma, come dire, quelle musiche sono musiche sarde e con questo strumento non lo puoi fare se non ti muovi in quel modo. C'è poi tutto il discorso culturale, insomma, credo che ci sia anche un legame su questo fatto, appunto, che poi una gestualità, non lo vedete mai, per esempio, un suonatore di fisarmonica che balla, che ballicchia mentre suona, insomma, c'è proprio un modo di star composti che è tipico, ripeto, della Sardegna, ma non solo, è che i suonatori di questi strumenti si portano dietro in qualche modo. Andiamo verso il termine. Volevo parlare un po', a me fa sempre piacere, mi piace parlare di questioni storiche, antropologiche, ma poi mi piace anche un po' entrare proprio nella materia musicale, quindi insomma, senza fare trattati di analisi musicale, però vedere alcuni aspetti strutturali molto semplici. Allora, i balli, come ho detto, sono tanti, vi propongo però due tipologie. Esistono tutta una serie di balli che si basano fondamentalmente sull'utilizzo di alcune frasi musicali che possiamo considerare le cellule, no? I mattoncini con cui vengono costruiti questi balli. E queste frasi non sono tantissime e vengono proposte e poi variate, insomma, proposte sempre un pochino diverse o in alcuni casi ripetute in maniera identica e così via. Quindi queste poche frasi riproposte più volte e poi in molti balli una struttura molto evidente, una struttura bipartita, cioè questi balli che hanno due parti diverse, una molto spesso è più seria, più austera, l'altra è più brillante. Queste due sezioni sono
direttamente correlate alle coreografie dei ballini, al passo dei ballerini. Tutta questa serie di balli di cui vi parlo, che rientrano in questa tipologia, hanno una parte più passeggiata in qualche modo e invece una parte del ballo più allegra, e diciamo la musica è specchio di questo elemento coreutico. E l'altra caratteristica invece di questo strumento è il cambio di tonalità, cioè queste frasi che vengono proposte, riproposte più volte, a volte variate, poi possono essere proposte a due diverse altezze, insomma una tonalità più bassa e una tonalità più alta. Quindi questi elementi, ecco, adesso Massimo ci fa sentire un passo d'Orrao, che è un ballo della Sardegna centrale, ci sono tutti questi elementi, alcune frasi musicali che sentirete e riconoscerete subito, che se vedete vengono riproposte diverse volte, molto spesso un po' in maniera diversa, un po' variate, e poi questa grande separazione tra una parte più seria, più lenta, e una più invece briosa, ritmica e allegra. Un'altra delle strutture invece è quella dei balli campidanesi, che come vi dicevo prima è un piccolo capolavoro di architettura. La struttura dei balli campidanesi viene direttamente dalla musica per launeddas, la fisarmonica la riprende in toto. Diciamo gli elementi base per capire un po' come funziona un ballo campidanese: intanto molto spesso i balli sono introdotti da una piccola introduzione, appunto, che è a ritmo libero.
che ancora non ha un ritmo marcato, sulla quale ancora non si può ballare, e questo è un modo a parte che rientra nell'estetica dei balli in Sardegna, ma è un modo per il suonatore di scaldarsi, per i ballerini di andare nel centro della piazza, e poi quindi sentiamo questa prima parte e poi invece in maniera evidente quando inizia il ballo vero e proprio, insomma il ritmo diventa più marcato. A parte questa introduzione, diciamo, tutto il corpo del ballo è, appunto, prima ho usato questa metafora dei mattoncini che è molto efficace, è costituita da una successione continua di piccoli elementi musicali che sono dei mattoncini che prendono il nome di nodas o di picchiadas, nodas nella launeddas, in alcuni casi nella fisarmonica picchiadas. La caratteristica di questi mattoncini, quindi la struttura è questa, è una successione continua di queste cellule musicali. Non ci sono strutture che come nella forma canzone in cui abbiamo strofa, ritornello, quindi la strofa che cambia continuamente, il ritornello che invece è sempre uguale e così via. Pensate appunto a un ballo campidanese come una successione continua di questi elementi. Ognuno di questi elementi, di queste nodas, è tripartito, cioè è composto da 3 parti. Questa è un'altra grande caratteristica della musica sarda. 2 parti e poi una terza che viene chiamata saserrada, che proprio dà il senso di chiusura di questa noda, di questa cellula. Un'altra particolarità che forse si può osservare adesso ascoltando il ballo di Massimo è che appunto tutte le nodas sono divise in 3 parti, ma se noi prendiamo ognuna di queste 3 parti, a sua volta può essere suddivisa o in altre 3 parti oppure in 2. Quindi esistono nodas composte da 3 più 3 più 3 e nodas composte da 2 più 2 più 2. Un ballo è, appunto, come dicevo, una successione di queste frasi musicali, una dopo l'altra, con un altro principio estetico molto importante e fondamentale per il campidano, che è quello che qualcuno ha chiamato dell'iterazione microvariata, cioè c'è una ripetizione ma con continue variazioni. Non esiste, come abbiamo sentito nel Passo d'Orrau, no? L'idea che qualcosa che tu hai suonato poi la puoi risentire dopo. I balli campidanesi non hanno un'idea ciclica di qualcosa che viene fatto che poi torna, ma una concezione lineare, cioè qualunque frase musicale che Massimo fa, la prende, la sviluppa, la varia e così via, e poi la abbandona. Non tornerà più avanti nel ballo dopo un minuto a riproporre quella frase musicale. Quindi c'è un percorso di continua variazione, come un fiume in pieno, insomma, in un punto in cui sei passato, poi non torni e continui a sviluppare le tue frasi. Se riesco provo con le dita, insomma, a indicarvi almeno per le prime come funzionano queste notas, ma poi sono abbastanza intuitive. Ripeto, il senso di chiusura si sente in maniera molto evidente, poi insomma ho capito che molti di voi ballano, per cui è molto, molto semplice. Allora, un ballo campidanese.
ci siamo quasi. C'è un'ultima questione che volevo affrontare con Massimo, visto che ve l'ho presentato come suonatore che ha affrontato tutto ciò che può essere fatto con la fisarmonica, con un organetto in Sardegna. Insomma, lui in qualche modo l'ha provato, l'ha sperimentato, l'ha fatto. E c'è proprio il discorso invece delle sperimentazioni, delle contaminazioni. Insomma, ormai da anni esistono diverse realtà in cui la musica sarda incontra, si mescola con altre esperienze musicali, quindi diverse formazioni che fanno diverse proposte, che poi prendono 1000 nomi, dalla world music all'etnopop, si usano 1000 etichette, ma il fenomeno fondamentale è che la musica appunto sarda e gli strumenti della musica sarda si incontrano con pratiche musicali provenienti da fuori. Massimo da anni si incuriosisce di queste cose e anzi ormai parte importante della sua attività di musicista è volta anche a quelle altre pratiche, per cui ti chiedo appunto di raccontarci questa esperienza, perché la curiosità, e poi di sentire un esempio insomma di utilizzo di fisarmonica o di organetto come tu vuoi in questi nuovi contesti. La curiosità è arrivata una decina d'anni fa più o meno. Suonare sempre con i gruppi, non che con tutto il rispetto, poi avevo proprio necessità di qualcos'altro, di sperimentare, di fare cose nuove, quindi insieme con dei miei amici sono stato fortunato, poi li ho trovati. Abbiamo fatto qualcosa di nuovo, che poi tutto parte da lì però, per quanto mi riguarda tutto parte dal folk, poi tutto quello che arriva uno lo può considerare come vuole, ma io non ho problemi, infatti non so neanche come chiamarli, però avevo necessità di fare cose diverse, cose nuove comunque, non solo per i ballerini, ma anche per me, insomma, no? E le esperienze più importanti, insomma, quelle che stai portando avanti? Allora, io ho un gruppo che si chiama NUR, siamo 11 anni ormai insieme, portiamo avanti il nostro progetto per noi importante, ogni estate facciamo le piazze qua. Considera che poi insomma, sul sardo ci sta cantando anche Elio, no? Io ogni tanto suono con loro e ogni tanto viene anche lui e quindi canta in sardo, quindi è una bella soddisfazione anche quella. Insomma. Certo. Una delle cose, insomma io conosco bene i NUR, mi piacciono tanto, una delle cose interessanti è che appunto un gruppo come quello dei NUR per esempio appunto mette assieme strumenti molto diversi, alcuni che vengono dalla tradizione sarda come questi che suona Massimo, assieme a batterie, bassi elettrici e così via, e che hanno un repertorio molto vario di brani composti da loro, di brani che nascono come brani d'ascolto, ma in realtà nella loro proposta musicale il ballo continua a essere centrale. Massimo ha detto facciamo le piazze. Sì, sì. Cioè chi va a sentire un concerto dei NUR non va a sentire un concerto di un gruppo rock per cui devi stare lì a sentire, no, se vanno a ballare il ballo sardo. Se la ballano è di brutto anche, sì. E questo è molto interessante, no? Perché, ripeto, la musica poi è questa nuova esperienza che nasce da curiosità individuali, da sensibilità artistiche, come diceva Massimo, ma poi diciamo la proposta, la fruizione di questa musica continua a essere quella per cui questi strumenti si sono affermati in Sardegna, cioè il ballo sardo, anche se nel loro repertorio ci sono brani invece che non hanno i ritmi del ballo e non sono appunto brani da ballare. Scegli tu lo strumento e appunto facci sentire ciò che preferisci, insomma, questi brani composti da voi. Se tu noti, questo è un campidanese moderno, chiamalo così. Si può ballare, capito? Tornano i passi, certo. Quindi si potrebbe anche ballare, ma è un po' diverso rispetto al tradizionale. Perfetto.
Bene, mi sa che è giunta l'ora. Io ringrazio tanto, insomma, Massimo per aver accettato, per essere stato presente, per aver chiacchierato un sacco che non volevi fare all'inizio, diciamo. Ringrazio, insomma, ancora l'amministratore comunale per averci dato l'opportunità di organizzare questi incontri, tutti voi per essere qui. Se avete piacere noi saremo qui anche domani con le Leonidas di Andrea Pisu e poi, insomma, la domenica e lunedì prossimo. Grazie.